Quanto avvenuto in questi giorni alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano per quel che riguarda la partecipazione agrigentina all'evento è la manifestazione chiara, lampante di come il gruppo di potere di Fratelli d'Italia abbia ormai perso ogni pur minimo ritegno. A intervenire in una nota stampa è la parlamentare agrigentina del Partito Democratico Giovanna Iacono. L'onorevole Iacono denuncia come un evento importante, soprattutto in vista di Agrigento, capitale della cultura 2025, sia stato trasformato in autocelebrazione del partito di Giorgia Meloni. Le foto diffuse sui social e sulla stampa, continua la parlamentare agrigentina, certificano una precisa scelta, la presenza di un solo parlamentare del territorio e di destra, gli abbracci con la ministra del turismo e il presidente del Senato. Infatti la dicono lunga sulle interferenze di Fratelli d'Italia. È bene ricordare, continua l'onorevole Iacono, al sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, che ha la responsabilità politica e istituzionale di quanto avviene, per quel risultato appartiene a tutti e a tutti. Iacono evidenzia come l'operazione Capitale della Cultura 2025 non possa essere ridotta a una mera fiera della vanità, né gestita sotto l'egida di un partito, così come i soldi pubblici non possono e non devono essere spesi per ingrossare l'ego di pochi, per orientare il consenso, ma per dare nuove possibilità e opportunità alla nostra provincia e alla nostra terra. La parlamentare del PD annuncia quindi che si attiverà per fare chiarezza su quanto già avvenuto e pretenderà la trasparenza su quello che avverrà in ogni opportuna sede. Ho già manifestato, conclude l'onorevole Iacono, in altre occasioni in passato il mio timore per il rischio del fallimento di quella che considero un'occasione storica per Agrigento, per tutto il territorio provinciale e regionale, conclude la parlamentare agrigentina, ma quello che sta accadendo è ben al di là delle mie peggiori previsioni.